pomeriggio a tutti amici di Sportisili e benvenuti alla sfida che apre la 13ª giornata, il campionato di Serie C2, Girone A, Calcio 5 Sicilia. Benvenuti a un bellissimo incontro di futsal tra Emiri e Pioppo. Un saluto qui da Gabriele Rispetta. Attenzione a San Lucchese. E guarda addirittura la porta! Ha segnato il numero 30, Lucchese, un fulmine praticamente da centrocampo, subito avanti il Pioppo. Ferraro a sua volta fermato qui, attenzione a Longi, al centro il pallone che è passato, non c'è deviazione, il gol del numero 7, 2-0, Pioppo che straborda in questo inizio gara. Fa il campo Emiri, è qua. Ferraro che scivola nella panchiglia, esce Costanzo, però ancora buono Guglielmini, arriva il gol che riduce lo svantaggio per l'Emiri, ha segnato il numero 8 dove c'è Parisi, pallone buono, ancora l'11 e c'è la deviazione prima di Lucchese e poi di Costanzo. Il Comito prova a girarsi, sempre lui, fermato prima del tiro, poi Pecoraro toglie il ragnatele alla porta, un siluro di Pecoraro e poi saluta anche la telecamera. 2-2. Ciolino prova il tiro, un'altra deviazione, il gol è di Ciolino. 3-2 e adesso con Voltaggio riparte in contropiede, attenzione a lui, Voltaggio, la finta, Voltaggio, Rinicella, poi il time out. Ciolino, c'è il Voltaggio, da solo Voltaggio, Rinicella, grande parata a fare da schermo, senza Ciolino, Rinicella e poi Mogumina, di nuovo Rinicella, arriva la Longi, Rinicella mette il pallone dove fa meno male il calcio d'angolo. Vai da Anche Lucchese sbaglia il passaggio, attenzione qua Pera che davanti alla porta poteva fare molto meglio di così. 12 vedi le sue, attenzione qua Guglielmini, anzi sciacca pardon il Pecora, allora la palla per Alongi che se ne va, anche lui Alongi prima a cercare quindi Lucchese che vede la porta, Rinicella, attenzione perché il pallone rimane lì, in qualche modo Rinicella, girati ma che è successo in area di rigore? Allontana Costanzo, la testa di Prestigiacomo, attenzione per Lucchese, quando non importa, Lucchese traversa gol, un sinistro fulminante, un'altra volta Ale Lucchese, andare Comito, Costanzo, di Costa, attenzione poi preso per Lucchese, a centro Prestigiacomo, Rinicella, il tiro poi è il numero 8, poi Parisi, attenzione al tiro, rimane lì Costanzo, grande riflesso, poi Voltaggio, deve andare in porta Prestigiacomo, anche la luce l'ha baciato in questo caso. 5-2, suona il violino da qui quindi da parte di Voltaggio, sbaglia Parisi, attenzione perché deve battere subito il Pioppo e poi per Prestigiacomo aspetta, va in porta e c'è la doppietta del numero 10, un'altra volta il violino davanti ai suoi aficionados. 6-2, non c'è più tempo, Pioppo in scioltezza, rischiando qualcosa ma comunque mantenendo un passivo importante che diventa attivo in questa ultima notte di dicembre, in questa ultima serata più che altro del 2024.